Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 13 gennaio e do il benvenuto e il buongiorno anche a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno a te, buongiorno a tutte e tutti. Dormito? Ho avuto un incubo balordo stanotte, devo essere sincero, non è stata una notte simpatica. Hai Chissà, segnato magari il grifone? questo 3-0, io quando poi il Cagliari perde col Genoa sono sempre particolarmente deluso, quindi insomma. Cuore Doriano. Già. No, vabbè, diciamo... Succede. Ieri, dopo la diretta ho ricevuto tanti messaggi. E qui ti accorgi effettivamente quanto probabilmente c'erano, anzi non probabilmente, sicuramente c'erano altre aspettative dopo questa gara, anche visto il pareggio con la Cremonese, che anche lì divide sul fatto del risultato di Cremona. È ovvio che la partita di ieri dice soprattutto che se il Cagliari non smette effettivamente di fare determinati errori sia sul versante difensivo sia sul versante offensivo, sono dolori, perché il 3-0, se uno si ferma al risultato, non c'è stata partita. Però la partita in sé ha detto altro, anche se effettivamente la differenza è che il Genoa ha segnato, il Cagliari no. Guarda, io lo dicevo anche stamattina a un amico, io sono convinto che se Lugungo avesse fatto l'1-1, la partita sarebbe cambiata a favore del Cagliari e poteva tranquillamente girare in quella, insomma, in quella direzione lì, però non segni quando hai l'occasione, gli avversari fanno gol al tuo primo errore, perché poi alla fine, ieri sera ho detto, di fatto l'errore del Genoa, della difesa del Genoa sull'occasione di Luvumbo è uguale per certi versi, non è identico nella dinamica, ma uguale come gravità a quello fatto dal Cagliari sul gol poi di Colombo. Il problema è che Colombo ha segnato, Luvumbo non ha segnato. E questo è il problema di una squadra che subisce gol sistematicamente, una squadra che, ripeto, ha dei limiti, si sapeva dall'inizio della stagione, fa tutto parte del percorso, del processo di crescita. Quello che io continuo a dire è l'importante che però questa crescita porti poi a una... No, esserci c'è di sicuro, perché oggi il Cagliari gioca come non giocava all'inizio dell'anno, sicuramente c'è questa ricerca del palleggio, questa ricerca dello scambio, giocare palla a terra, cercare di giocare di prima, e non è un caso se poi Mina non riesce a essere funzionale in questo gioco, perché Mina è uno che invece tiene palla, aspetta, no? Invece quando non c'è Mina si vede un giro palla molto più rapido, molto più anche rischioso per certi versi, perché se pensate anche a certi palloni dati da Caprile ieri tra primo e secondo tempo, molto rischiosi, però poi alla fine sono andati a destinazione,
Quindi non si può negare che questa squadra stia provando a giocare e stia provando anche a fare qualcosa di diverso rispetto al solito, rispetto a quello che è il passato. Però per avere una crescita reale, poi però devi anche limitare gli errori. Perché veramente poi parti sempre ad handicap. E soprattutto questa fastidiosa abitudine di prendere il gol nel primo quarto d'ora. Esatto. Però io voglio guardare anche con un po' di ottimismo per il futuro. Meno male che è successo adesso a gennaio con il mercato aperto, perché quantomeno puoi provare a sistemare alcune cose. Bisognerà capire effettivamente poi già che tipo di risposta ci sarà sabato sera contro la Juventus, perché poi... Che ha demolito la Cremonese, apro e chiudo. Che ha demolito la Cremonese, era una Juve diversa rispetto a quella che ha affrontato il Cagliari nella partita d'andata, questo mi pare evidente, che la mano di Spalletti lentamente si stia vedendo. C'è anche il tuo amico David, che sta segnando con continuità. Assolutamente. Beh, vabbè, ne andava della sua permanenza nel calcio italiano, quindi si doveva dare una svegliata in qualche modo. Per cui, insomma, è una partita, quella di ieri, sicuramente negativa per tanti versi. Io spero veramente che sia stata la partita della sveglia per certi giocatori, per l'allenatore, anche se poi io ieri sinceramente ve lo dico, non vedo grandissime colpe, se non magari la scelta dei cambi, ecco. Io non avrei tolto Esposito, l'ho detto ieri e lo ribadisco anche oggi, però per il resto, insomma, sì, forse più alla fine, ma... Noi ricordiamo il pre-gara di ieri, che dove tutti erano contenti della formazione, quindi non c'è stato nessun tipo di lamentela, quindi inutile parlare dopo, ma forse pre-gara tutti contenti sulla formazione, quindi da questo punto di vista mi pare che dobbiamo dire quello che nella realtà probabilmente, come hai detto giustamente tu, ma c'è stata anche la domanda riguardo Esposito, uscito per scelta tecnica, però era probabilmente, se non sicuramente, il migliore in campo insieme a Palestra, perché ricordiamo anche Palestra, altra prestazione più che dignitosa, direi. Però abbiamo già il nostro ospite, lo facciamo entrare, che dici? Facciamolo entrare. Eccolo qua. Ciao Gianlu. Io non ero contento della formazione, ve lo dico subito. Lo so, e mi hai anche scritto. No, io zero sia perché, guarda, mi rilascio subito a Palestra, intanto saluto anche Fra. Bonjour, questo ragazzo ha bisogno di campo, di correre, e come tutti questi giocatori con queste caratteristiche, meno difende meglio è, ma non perché non è bravo a farlo, perché lo perdi tremendamente nella metà campo offensiva. Poi per far giocare chi? Un ragazzo che comunque è abbastanza disordinato, fosse Zidolumbu incisivo, sempre nell'uno contro uno, bravo a creare superiorità numerica, allora dici, sai che c'è una bella corsia di destra, forte, però secondo me si era trovata una fisionomia al di là poi della gara di Cremona, poi parliamo magari degli errori individuali, però secondo me con la difesa a 3, con Palestra largo, Zappa ad accompagnarlo, io la vedo con un po' più di senso. Nel 4-3 ragazzi devi avere gli esterni d'attacco non forti, è di più. Se uno è mezzo adattato, perché Esposito è mezzo adattato, se gioca a sinistra, e l'altro non è incisivo, boh. Tanto metti in panchina anche Gaetano, che comunque è vero che era molto altalenante, però è non lo so. più basso che alto Gaetano Giallo, anche ieri è Assolutamente entrato, sì. anche a Cremona, insomma, io mi ricordo l'ultima partita, Fra, correggimi se sbaglio, l'ultima partita sufficiente, più che sufficiente, quella di Torino contro il Toro. Sì. Poi è scomparso dai radar. Ma guardate, io dico, ieri secondo me la formazione è stata fatta con anche la logica di capire effettivamente chi può essere utile a questa squadra da qui in avanti, da qui a fine campionato, e aver puntato di nuovo su Luvumbo dopo Cremona, dopo un primo tempo in cui, ripeto, lui è stato l'unico a Cremona nel primo tempo a provare a fare qualcosa,
Però questi hai, cioè è vero che Pisacane è un allenatore che fa benissimo con i giovani, ti ha fatto giocare, ti sta valorizzando il 2005, ha fatto entrare il 2006 che è 3P a Cremona, ma ci sono comunque degli equilibri in ogni spogliatoio. E se entra Borrelli e non 3P, se entra Gaetano e non 3P, per dire, un motivo ci sarà. Cioè, perché comunque va bene lanciare i giovani, va bene tutto, però allora o fai una squadra esclusivamente giovane, senza giocatori di un po' più di esperienza, giocatori su cui la società ha puntato, perché Gaetano, ricordiamoci, 6 milioni di euro dal Napoli, così, cioè non è che stiamo parlando di 2 pizzette al taglio e un tramezzino, ecco, insomma, e questo è. Poi tu stai dando la possibilità a questi giocatori di essere protagonisti, di avere la capacità anche appunto, di giocare da titolare, di avere minuti e di poter anche incidere, e se questi poi non incidono, alla lunga, cioè, mi pare evidente che debbano arrivare anche in qualche modo bocciature o comunque, anche se non bocciature definitive, comunque un po' di sana panchina. Però, ripeto, questo è in questo momento il Cagliari, questo è. Evidentemente prima di prendere, cioè per dire, prima di queste 2 partite, magari l'intenzione della società era quella di prendere un esterno offensivo di contorno, tra virgolette, cioè uno che vada a completare il reparto e tutto. Invece magari le ultime 2 partite ti hanno detto che l'esterno offensivo non deve essere di contorno, ma deve essere uno già pronto, uno già pronto per la Serie A, già pronto per poter determinare le partite e tutto. Però il discorso è che se tu i giocatori poi non li fai giocare, resta sempre ma doveva giocare quello, no, ma doveva giocare quell'altro, ma perché non ha messo? Cioè, se continuiamo poi col discorso degli alibi, del giocatore che è rimasto fuori, invece quell'altro che ha giocato male, cioè non si va molto, molto lontano, secondo me. Anche perché in questo momento non mi pare che in panchina ci siano giocatori che, a prescindere da tutto, ogni volta che hanno giocato hanno fatto la differenza. Quindi forse la vera difficoltà del Cagliari è questa, cioè di non avere un giocatore, tolti i titolari, dico, che in panchina entra Però, Fra, ti dico, la questo è un partita. problema che possono avere tutte le squadre di quella parte lì di classifica o chi lotta per la salvezza, no? Però qual è il minimo comune denominatore? Spesso è la chiarezza dell'identità tattica. Io per questo sto sindacando il fatto di essere tornati a un 4-3-3 senza però averli gli elementi caratterizzanti del 4-3-3, quando invece un pochino più di caratteristiche per fare 3-4-1-2, 3-5-2 puro, un po' più ce li hai, capito? Cioè, questo è il fatto. Le squadre che devono salvarsi o che giocano con l'elmetto fanno dell'identità tattica un'arma. Ma Se però il fatto è che questa squadra non gioca con l'elmetto, però. Infatti. Cioè, mi pare evidente. E non voglia No, neanche no. giocare con l'elmetto. Cioè, il cambio di mentalità che si sta vedendo soprattutto nell'ultimo periodo, è vero che i risultati non stanno arrivando, ma il cambio c'è. Cioè, è innegabile che questa squadra No, stia che provando a guarda giocare a pallone. che il Cagliari gioca a pallone è indubbio. Certo, poi possiamo anche dire che prendi 3 gol nelle ultime 2 partite per 3 clamorosi errori individuali difensivi, eh. Questo Ma è è un tutto altro l'anno tema. così, È una Gianlu. costante Certo, questa. È come tutto no, l'anno certo. così. Ogni E infatti gara. il vero problema di questa squadra, e lo dicevamo ieri, e questa è la conferma, cioè questa partita è stata la conferma dopo Cremona, se ci Certo. fosse la necessità, è che questo Cagliari è leggibile. Sì. Perché questo Cagliari, finché non segna ogni occasione cioè finché non concretizza ogni occasione che crea, ma è una capacità da big, cioè, anzi neanche tutte le big lo fanno, quindi insomma, chiaramente aspettarsi, no, un miglioramento drastico non sarebbe realistico, però il problema è che se tu provi a giocare a pallone, come sta succedendo nell'ultimo periodo, e però offri comunque costantemente il fianco all'avversario, cioè, a meno che tu non abbia Haaland o non so, o attaccanti di quella tipologia che al primo pallone fanno gol, oppure sarà sempre un rischio. La No, Cremonese il non ha dispiacere è giocato che col Cagliari.
è che Cioè, sono state situazioni molto leggibili, come dici tu. Quella di ieri è una palla verticale a papà, difesa non schierata di più. A Cremona sono due gol, tre errori difensivi tra Mina, Zappa e Rodriguez. Ci hanno messo tutti quanti lo zampino. E come dici tu giustamente, c'è la Cremonese contro. Sì, ha avuto forse un'altra occasione, probabilmente, però poi il Cagliari ha costruito e poteva anche vincere 2-3, ma 2-4 per quanto tutte le creato. occasioni, cioè se andate a vedere, tutte le occasioni nascono su ripartenze da errori. Parlo di Cremonese e di Cremonese Cagliari e Sì, non tanto di ieri. Cioè la Cremonese ha giocato sull'errore del Cagliari. Io ti aspetto, tanto tu l'errore lo fai, appena c'è la possibilità io ti rubo palla, riparto e ti frego, perché così è successo di fatto. Insomma, con la Cremonese e anche il gol di Van de Put, l'occasione del gol mangiato da Van de Put come a no? 5 secondi Mamma alla fine mia, è uguale, cioè dritto per dritto. per quello che io dico è che il Cagliari sta diventando leggibile per le piccole ed è più facile vederlo giocare con le grandi. Il problema è che con le grandi, se fai come hai fatto con il Milan, che hai fatto un primo tempo, abbiamo detto no, di grande spessore, in cui hai avuto anche diverse occasioni, ma non segni, e allora è inutile giocare bene con le grandi, è inutile giocare bene e vedere insomma anche bel calcio e tutto, perché sicuramente io mi sto divertendo di più a vedere determinate partite rispetto all'anno scorso, perché poi alla fine comunque perdere 3-0 a Genova provando a giocare, perdere 3-0 come succedeva l'anno scorso, in cui ti mettevi barricata, prendevi gol al primo minuto, ai primi 5 minuti e poi la partita era andata oramai senza nessun tipo di possibilità di riprenderla, e allora ok, va bene, cioè ripeto, ci può anche stare, però questa squadra deve imparare da quello che ha detto ieri Daniele De Rossi. Siamo stati bravi a essere sporchi quando serviva, quando era necessario. Ecco, questo Cagliari fin qui, e stupisce il fatto che sia una squadra di pisacane a non essere sporca e cattiva, perché abbiamo sempre detto che il percorso nel campionato primavera del Cagliari di Pisacane era quello di una squadra estremamente cinica e concreta, che aspettava Sì. l'avversario e poi ripartiva ed era micidiale in ripartenza e anche in costruzione. Ecco, questa squadra mi pare che non abbia queste stesse caratteristiche. Mi stupisce questo fatto, ripeto, perché conoscendo Pisacane effettivamente ci si aspettava forse qualcosa di più a livello di tenuta difensiva. Però ogni gara c'è l'errore che poi cambia la partita, e questo errore arriva sempre nel primo tempo, arriva sempre a inizio primo tempo, come se questa squadra dovesse prendere lo schiaffo per Lo shock, svegliarsi. lo shock. E No, il tra l'altro fatto... non vorrei che diventasse un tarlo, cioè non vorrei che per i giocatori, dico diventasse una costante o un'abitudine, però non è che Ma per riesci ora è così, sempre. Gianlu, per ora è così, Certo. Cioè, se conti ogni singola partita, i gol subiti è sempre da un errore di Ma infatti, lettura o di secondo mancato me percezione del questo pericolo. è al momento forse il vulnus più importante dell'allenatore, perché è evidente che quando esci dai blocchi, no? È una roba di preparazione delle ultime cosette che ti dici nello spogliatoio, non lo so, poi non ci sono stato in uno spogliatoio, sarebbe divertente chiederlo. Tra l'altro è una delle cose che chiediamo più spesso, no? L'atteggiamento iniziale, l'approccio, cosa si fa, cosa non si fa. Quindi non lo so, forse questa è l'unica vera cosa su cui deve lavorare, perché Fra diceva giustamente è piacevole anche vedere il Cagliari provare a fare gioco, e secondo me è anche giusto così. È evidente che questi schiaffoni qui possono pesare perché uscire da Marassi 3-0, che poi forse è anche impietoso come punteggio, secondo me, perché forse 2-0, ma anche 1-0 era qualcosa di più perché il Genoa è stato più cinico. 3-0 è anche troppo, però che possa essere una sveglia per tutti quanti, per ritrovare quel minimo anche di attenzione e di cattiveria, che poi è data anche forse per mancanza di certe caratteristiche in campo, perché come costruzione della squadra, che è una squadra anche abbastanza profonda per quello che sta facendo con gli infortunati, se poi dobbiamo andare a vedere il pelo nell'uovo è proprio la mancanza, secondo me, di cattiveria un po' a centrocampo, perché è un grande centrocampo di qualità e di dinamismo, ma è un centrocampo che fa fatica a sporcarti le partite. Ma vabbè, Concordo. l'assenza di De Iola su questo sicuramente Esatto. E incide mettiamo anche tanto, Folorunso. e anche Foloruncio Ah, sicuramente. Bisognerà capire poi effettivamente se arriveranno subito già questa settimana magari almeno un rinforzo a centrocampo, perché le rotazioni lì dietro sono veramente limitate
e ieri si è visto che Mazzitelli comunque ha un'ora a pieno Di ritmo. autonomia, sì, Cioè, sì. se una partita è intensa, lui ha un'ora di tenuta ad altissimo livello. Poi magari dopo l'ora inizia a calare. Se la partita non è di grandissima intensità, allora forse questa ora può diventare anche 70-75 minuti. Però è chiaro che cioè, in questo momento il Cagliari è corto. Il Cagliari è corto dietro, cioè dietro, non dietro, a centrocampo, forse anche un po' dietro, ma dietro numericamente almeno i giocatori ci sono. Più che altro il problema di ieri è stato che non si è riuscito a segnare, perché al di là dell'occasione di Palestra, che comunque è un tiro abbastanza estemporaneo, Casuale anche, sì. casuale o fortuito, nelle occasioni che il Cagliari ha avuto la possibilità di guardare la porta, spesso Sembra quasi che ci vogliono temporeggiato. sempre entrare in porta, capito? Sì, Esattamente. troppo Col leziosi in pallone. certe situazioni. Infatti questa cosa mi ha assolutamente. stupito ieri anche vedere Kiliksoy, che nelle prime partite che ha avuto a disposizione abbiamo elogiato proprio per la capacità invece di rompere lo schema e tirare, puntare verso la porta, andare in verticale e tutto. Ieri il turco ha avuto non so se occasioni o comunque due possibilità, ecco, di calciare immediatamente verso la porta, e ha perso il tempo, non si capiva se volesse passarla, se magari c'era proprio anche il diktat, no? Cioè, giochiamo la palla, non andiamo di giocata individuale, e però intanto poi alla fine hai perso due tempi di gioco, uno nel primo tempo e uno nel secondo. Ecco, questo rischia poi di diventare un problema, perché se poi alla fine questa squadra diventa schiava del diktat tattico, doppia T che mi stava complicando la vita, perché appunto magari dice, cioè arriva dall'alto, no? L'imposizione di giocare il pallone, però poi alla fine in porta devi tirare, anche perché gli altri appunto con una verticalizzazione banale, perché è stata una verticalizzazione banale quella di Malinowski, perché non stiamo parlando del passaggio del secolo, però di fatto letto malissimo dal centrocampo, letto male dalla difesa, aggiungici l'errore individuale in questo caso di Rodriguez, che ci può stare, ripeto, perché poi l'errore individuale è stato il primo forse da quando sta giocando titolare l'ex Peñarol, quindi cioè, a rotazione un po' tutti stanno sbagliando, e ci può stare perché appunto quando rischi molto l'errore ci sta. Però a me preoccupa il fatto che non si riesca a segnare e a concretizzare, perché finché subisci, però se dall'altra parte segni, allora no? Il famoso discorso zemaniano, la famosa filosofia Il famoso zemaniana. 3-3 dell'andata Cagliari-Genoa, che era Anche, di esatto. errori, e comunque segnato 3-3. Ci sta, nel senso non è quello. Il problema è che però sono già tante le partite in cui stai regalando tanto all'avversario e poi non sempre riesci a rimetterle in piedi, perché ieri non ci sei riuscito. Questo è un po'. Io vado un po' sul discorso generale, Gianlu, ovvero sul discorso della lotta a salvezza, perché comunque sappiamo che ci sono più squadre, detto della Fiorentina che si sta togliendo da quella situazione, però trovi una situazione dove il Cagliari nelle ultime due partite comunque i dati dicono che hai preso 5 gol, ne hai fatto 2, hai preso un punto con 2 dirette concorrenti e la classifica si fa sempre più corta, perché comunque il Verona e il Pisa piano piano punteggiano, rosicchiano un punto, e anche un punto alla fine serve. No, è Meglio pareggiarla importante. che perderla, ovviamente, come diceva il buon Claudio Ranieri, però adesso sei a più 5 con un calendario dove la Juventus, vai a Firenze, hai il Verona, hai la trasferta di Roma contro la Roma e il Lecce in casa. Quindi alternativamente è uno scontro con una VIG e uno scontro diretto. Certo. È ovvio che devi cambiare un po' l'andamento. Io dico semplicemente, forse meno leziosità e più concretezza. Nel senso che purtroppo, questo probabilmente è un mio difetto, è ovvio che se tu vedi il Cagliari che gioca in una certa maniera è bello, però io sono un risultatista, nel senso che per me l'importante è il punto, poi che sia sporco e cattivo, ben venga, che è quello che diceva Fra prima, è quello che viene a mancare al Cagliari, che era una caratteristica
almeno l'elmetto in determinate situazioni tu lo devi mettere. E il Genoa non può farti 6 gol in 2 partite, su 16 totali che ne ha fatto da quando c'è De Rossi. No, no, questo è vero. È brutto dirlo, ma alla fine della vittoria contro la Roma te ne fai nulla se poi perdi con il Genoa, pareggi e perdi, pareggi in quel modo in cui hai pareggiato con il Pisa e non riesci, pareggi come hai pareggiato con la Cremonese. Vedete che già magari sconfitta con la Roma, lasciate un pareggio, però già prendi una sconfitta da altre parti vuol dire avere uno scontro diretto a favore con le avversarie. Quindi lì in basso te ne fai molto poco, onestamente, della vittoria contro la Big. Qua insegna tantissimo. Ricordate il Benevento di anni fa quando andò a vincere a Torino contro la Juventus, poi fare 11 partite senza vincere. Quindi secondo me serve un'inversione di rotta e io batto molto sull'identità tattica perché a nessuna squadra della parte destra della classifica fa bene essere mutaforme. Se voi le vedete tutte quante, sono tutte quante codificate, tutte quelle che giocano, non cambia nessuno. Perché? Perché fanno di quella identità un loro marchio di fabbrica, ma importante. Poi io credo che il mercato cambierà tanto in tante squadre, ad esempio il Pisa qualche rinforzo lo ha preso e vediamo, il Verona ha una classifica che non merita mai. Io ero al Bentegodi a Verona-Lazio, partita che il Verona perde perché secondo me quest'anno gli astri hanno deciso che la vogliono mandare in Serie B. Il Verona ha una sfiga totale, ha pareggiato contro l'Inter per un autogol, ha perso contro l'Inter per un autogol, ha perso contro la Lazio per un autogol, ha sempre sfornato ottime prestazioni. Il tempo ce n'è ancora, però mentalmente serve un'inversione perché poi anche il Parma gioca male, ma alla fine i suoi punti li fa e intorno alle sue piccole certezze si va a comprare quei punti lì. Palla alta per Pellegrino, però sai che è così ti salvi, così fai i punti e poi provi a mettere qualcosa in più. È quello che minimamente hanno fatto Cremonese e Sassuolo, che hanno un'altra classifica al momento. Per me possono essere tranquillamente risucchiate, io lo dico da tempo, perché noi abbiamo visto Empoli lo scorso anno, Frosinone 2 anni fa, fare una prima parte di stagione quasi da zona Europa, poi crollare profondamente. Però l'importante è trovare le tue certezze. Questo mi perplime un po' del Cagliari. È come se una volta trovata la certezza devi subito rimettere in discussione qualcosa. È come se per certi versi la profondità di rosa che hai sia un difetto e non un pregio, o meglio non lo fai fruttare per quello che è. Cioè, come se devi ruotare come fanno le squadre da Champions. È vero gli equilibri, ma tu mettimi dentro la formazione tipo. Poi, cioè, deve esserci qualcosa di importante per cambiare la formazione titolare. De Rossi non è che ha cambiato tanto rispetto all'ultimo turno, eh. Eppure avevano la stanchezza anche loro, come hanno le piccole quando incontrano il turno infrasettimanale. Quindi, secondo me, qui Pisacane, oltre al fatto dell'approccio, deve un attimino riregistrare le cose. È come se dovesse dare minuti a tutti quanti per accontentarli. In realtà ti devi salvare, poi i minuti vengono. Però John, il problema è che la promozione di Pisacane e anche la difesa a spada tratta da parte della società nei suoi confronti va in quella direzione, nel senso che comunque qui siamo reduci da 2 stagioni di pane duro con Ranieri, che aveva una squadra obiettivamente da Serie B, che solamente lui verosimilmente avrebbe potuto salvare, e ok, è quello, insomma, il biennio Ranieri oramai lo archiviamo come qualcosa di unico e irripetibile. Poi l'anno scorso con Nicola la società aveva posto delle basi anche per guardare al futuro, che sicuramente ancora si vedono, cioè nel senso che la struttura creata da Bonato, no, che aveva portato i famosi piccoli, Zortea dopo, poi Caprile e quant'altro, è andata in quella direzione. Quest'anno il Cagliari ha voluto cambiare rotta, cioè in estate Giulini ha giubilato lo stesso Bonato, che voleva un allenatore di esperienza, voleva portare un allenatore di esperienza per promuovere Pisacane, perché c'era come dire, la convinzione che, se non ora quando, cioè
dopo l'ottima annata scorsa di Pisacane con la Primavera, con diversi giocatori valorizzabili e portabili in prima squadra per farne quantomeno dei rincalzi, ma magari qualcuno anche in prospettiva da titolare. L'impressione è stata quella, cioè puntiamo su Pisacane, è un progetto a lungo termine, lo ha detto Giulini a giugno, quando di fatto poi ha fatto la conferenza stampa programmatica per questo inizio di stagione. Puntiamo su un direttore sportivo che è noto per scovare talenti giovani e possibilmente anche a poco prezzo, e quindi il cambio di rotta c'è stato in estate. Io credo che la società sia moderatamente soddisfatta, se non di più, di quello che è stato fatto finora, sia dal punto di vista del gioco che della valorizzazione dei giovani, perché per questo è venuto Pisacane. Io sono sicuro che se fosse arrivato un allenatore di esperienza, tutti questi giovani non avrebbero avuto spazio. No, ma su questo, Fra, io non sono sarebbero neanche arrivati, cioè il Chilizione di assolutamente turno non sarebbe d'accordo con mai te. arrivato. No, ma su questo tu hai super ragione, io sono d'accordo e continuo a essere un grande stimatore. È evidente che poi la critica che dobbiamo sempre fare ci porta a capire anche quelle che possono essere i margini di miglioramento. Per questo ti dico che mi dispiace anche per lui, perché una volta che hai trovato una tua conformazione anche tattica, cioè il discorso che faccio io è: Esposito sarà più pericoloso 10 metri più avanti rispetto che largo a sinistra in un 4-3-3. C'è chi è che gioca sulle fasce nel 4-3-3, giocatori che hanno nella sveltezza, nella frequenza, nel ritmo, nel puntare l'avversario la loro dote migliore. Luvumbo è così anche se estemporaneo, ma Esposito non lo è. Esposito è una seconda punta, può fare riferimento centrale molto mobile, ma non è un esterno. Per quello ti dico, per me il progetto è perfetto così, cioè va benissimo. Noi però dobbiamo andare a capire quale può essere il margine, quale può essere Certo. non l'errore, ma il dettaglio e l'identità tattica. Anche per un progetto giovane è importante. Palestra va, bisogna scoprirle, ed è bello scoprirle tutte le potenzialità di Palestra, ma ripeto, quel tipo di giocatore lì che ha la gamba lunga, che ha la falcata, che ha una predisposizione quasi naturale per puntare l'uomo e andare via, è evidente che se lo fai giocare 10 metri più avanti, quella gamba ha più potenza che gli fai fare il quarto di difesa. Cioè, forse era meglio farci giocare Zappa quarto di difesa e Palestra alto. O farli giocare. Io O vuoi farlo. mi aspettavo quel tipo di formazione, infatti, però è anche vero che se tu Luvumbo non lo provi mai, non puoi effettivamente poi dare il giudizio definitivo, perché questo, lo dicevamo ieri, è il primo mercato in cui Luvumbo è veramente in discussione. E il futuro di Luvumbo a Cagliari è veramente in discussione, perché gli anni scorsi Luvumbo era uno dei giocatori invece da valorizzare, da cedere, insomma, su cui costruire in qualche modo anche a livello economico un passaggio della crescita di questo club. Purtroppo non è stato fatto il salto in avanti da parte di Zito, che tutti voi sapete quanto gli voglia bene, io personalmente, e quindi insomma, però è così, cioè è un giocatore che purtroppo il più delle volte è inconcludente, perché l'errore di ieri poi alla fine diventa anche decisivo, e spiace perché comunque si è dannato l'anima anche ieri, perché non è uno di quelli che non corre, che non fa fase difensiva e tutto, però è un giocatore che dovrebbe determinare e da troppo tempo invece non riesce a determinare. Questo è anche uno dei limiti di questa squadra, ma ripeto, magari il Cagliari ora decide, in base a queste ultime partite, come dicevo prima, che l'esterno offensivo deve essere un titolare e non deve essere un rincalzo. E questa sconfitta deve servire anche per questo. Certo. Cioè la crescita passa anche da questo. Ma secondo te, Fra, tu che lo conosci bene, non potrebbe essere anche lui però utile a giocare vicino a un'altra punta? O può fare solo quel ruolo lì di esterno per Il rientrare? problema di Zitto Non da segna quando è mai. arrivato a Cagliari è che non segna mai. segna, cioè che Mai. arriva, che ha la possibilità, cioè lui non dovrebbe mai calciare, la verità è questa. Che è un po' un problema Cioè, per il giocatore che fa per un così, attaccante però, di vedere lì. esatto. Quindi allora o lo metti appunto esterno, ma senza mai dargli la possibilità di accentrarsi e di essere effettivamente
di essere effettivamente nel vivo del gioco, nel vivo dell'area, quando si tratta di concludere. Per il resto però è un giocatore che il suo lo ha sempre fatto. È vero che è mancato in questi ultimi 2 anni, anche per un discorso fisico, un discorso di tenuta, però probabilmente a questo Cagliari serve un giocatore diverso in quella fase, in quella parte di campo, in quella fase delle partite, perché se no poi diventa un continuo rincorrere, ecco. Semplicemente questo, ripeto, io spero che la partita di ieri serva appunto a dare nuovi elementi di comprensione del momento. Siamo ancora al 13 gennaio, quindi ci sono più di 2 settimane ancora per incidere sul calciomercato, in entrata e in uscita. È una squadra che comunque deve necessariamente provare a limitare gli errori, perché la parte della creazione di gioco, secondo me, sta iniziando ad essere anche soddisfacente. Se però non segni, poi alla fine nel calcio tutto Si è tutto devono bellissimo. piacere di meno, si devono Se piacere non di meno. segni, no, guarda, se non segni non devi subire. Cioè, se vuoi fare punti è così. Quindi ci può anche stare che magari non segni, costruisci tanto, non segni, però almeno dietro non prendi gol alla prima occasione. Ecco. Bisogna trovare i giusti accorgimenti, perché ora in questo momento la coperta è corta, lo ha detto Pisacane anche dopo la partita con il Milan, ed è ancora così, perché non è che dal Milan a oggi sia cambiato granché la situazione, è cambiato il secondo portiere, non è che sia successo granché sul mercato, per cui va bene. Gianlu, grazie ovviamente di essere stato con Alla noi. prossima, Ci vediamo ragazzi, presto, un abbraccio e buon lavoro. Ciao raga, Ciao, buon Gianlu. lavoro. Ciao ciao. Ciao. Vada. Bene, ci ha raggiunto il protagonista della seconda parte della nostra puntata del martedì. Vedo che è già sogghigna in questa presentazione, quindi andiamo avanti con... Allora, aspetta. Eccola! Ben trovato, caro Diablo. Come Come sta? stiamo? Male. Oggi neutro, oggi ho Bello. deciso Ci sta. di Ci sta. puntare tutto sul neutro. Sulla purezza? Sì, Sulla sulla purezza bellezza assoluta. anche, dai. Direi Sulla quasi, bellezza e impurezza. direi quasi andando contro lo stesso titolo della Lazio, di diventare quasi angelico. Angelic, ci potrebbe quasi stare. Angelic, esatto. Angeloid. Allora, perché anche diciamo che cosa sta succedendo nelle scuole italiane? Voi lo sapete cosa sta succedendo nelle scuole italiane? Non so se voi avete figli in età scolare. Io zero, né in età scolare né in... Io ho 9 Mamma anni. mia, che bello quanto ti invidio. Allora, esagerato. sì, io ho questo rapporto con la paternità di amore e odio, perché vorrei essere ancora figlio, capito? Invidio chi è ancora figlio. Però la bellezza ovviamente della genitorialità sta anche nella sua fatica. E che cosa succede? Che questi ragazzi oggi hanno una fortissima ansia per la prestazione, così nelle scuole dei paesi più socialmente e democraticamente avanzati si stanno eliminando i voti. Si può fare un campionato in cui non ci sono i punti? No, come fai? Ammazzi il fantacalcio, come fai? Senza voti. Se togliessimo i punti, il Cagliari vincerebbe tutte le partite, sono sicuro. No, a parte gli scherzi, sicuramente il fatto che il Cagliari non riesca a vincere le partite da vincere e riesca a vincere le partite che tutto sommato può anche non vincere, secondo me la dice lunga sul processo di maturazione di questo progetto. Questo, se vogliamo fare un'analisi che va oltre il tecnico, visto che sul tecnico di tecnico parliamo moltissimo, sicuramente stiamo parlando di mercato perché siamo in fase di mercato ed è un mercato che non si muove, ma io capisco anche il perché non si muova, perché il vero mercato il Cagliari lo fa in infermeria fondamentalmente,
come molte altre squadre, tra l'altro. Però è ovvio che, guarda caso, la squadra che sta patendo di più nel periodo, fra le piccole, nel periodo di incontri così ravvicinati, è anche quella che ha più problemi di infortuni. È normale. Io credo che la sconfitta di ieri sia la sconfitta intanto la dimostrazione che in quel livello di classifica vince non chi esprime il miglior calcio, ma chi vuole veramente vincere. Cioè chi mette la vittoria prima di ogni altra cosa. Questa è la differenza che vedo oggi fra il giovane allenatore De Rossi e il giovanissimo, in quanto allenatore, Pisacane. Pisacane cerca sempre di far giocare la squadra, De Rossi cerca sempre di fare i punti. E la differenza è abissale. Io non credo di dire una castroneria se dico che il Cagliari che ho visto ieri è un Cagliari più forte del Genoa. Non credo che il Genoa sia davvero 3-0 più forte del Cagliari. Credo il contrario. Credo che sui valori assoluti il Cagliari sia più forte del Genoa. Però il Genoa ha avuto quella sporcizia in più, quella cattiveria mentale in più che ha portato a vincere la partita, una partita che non doveva vincere così tanto. De Rossi è stato molto io adoro quando c'è l'onestà intellettuale nel calcio, perché è una cosa così rara, tanto nella vita quanto nel calcio, che quando sento un allenatore dire che ha vinto 3-0, dire sì, abbiamo vinto, siamo contenti, però è troppo, mi sembra un miracolo, mi sembra una cosa così sana che allora a questo punto dico, cominciamo a diventare anche noi tifosi sani. Il risultato di ieri non cambia il campionato del Cagliari. Mi è piaciuto molto ieri Zizzo quando ha detto che se andiamo a vedere queste prime 20 partite, forse sono 2 o 3 le partite che il Cagliari ha sbagliato, e anche quella di ieri è una partita sbagliata in parte, non completamente. È una partita che comunque ci lascia un segnale molto interessante, se vogliamo anche preoccupante, perché il Cagliari fino a ieri non aveva mai mollato. Ieri il Cagliari, dopo un'ora di gioco, ha mollato. Sì. Questo è il vero elemento, secondo me, di analisi che deve fare la squadra, che deve fare lo spogliatoio e che deve fare questa settimana, anche perché aspettiamoci, lo dissi prima di Natale, adesso lo confermo di nuovo, aspettiamoci che il Cagliari a fine gennaio non si trovi in una posizione di classifica felicissima, perché questo aggancio del Genoa, le squadre dietro, noi lo sappiamo che di solito chi è dietro nel girone di ritorno, poi almeno 2 squadre che sono lì dietro cambiano passo, e almeno 2 squadre che sono sopra di noi cambieranno passo, anche loro, e ci sarà un ritorno ai valori, un ritorno importante ai valori. Il Cagliari quest'anno probabilmente si salverà come l'anno scorso, senza punti in più, senza clamori in più, con una differenza fondamentale. Alla fine dell'anno il Cagliari avrà una rosa che vale il triplo di quella dell'anno scorso, ed è lì che credo che si concretizzerà il primo step di questa nuova fase della società. Dobbiamo sempre ricordarci questa cosa qua. Il rischio che dobbiamo correre per avere una rosa fatta di plusvalenze importanti, in cui alla fine dell'anno 2 cessioni ci permetteranno di costruire una squadra più solida, passa attraverso dei risultati altalenanti. Perché è così. Poi abbiamo dei ragazzi che non sono all'altezza della squadra che vogliamo costruire, io ne sono sicuro. Non farò i nomi neanche sotto tortura, ma ci sono dei ragazzi che non sono all'altezza di questo campionato, e vi dirò di più, non è un problema tecnico, è un problema di quoziente intellettivo.
Ci sono i calciatori oggi, ce lo dimostrano i più grandi allenatori del mondo e i più intelligenti allenatori che abbiamo nel campionato italiano. Il calciomercato non si fa solo sulle capacità tecniche, ma oggi va fatto sul quoziente intellettivo. Ci vogliono il calcio di oggi è un calcio dove non puoi permetterti di essere ottuso. È un calcio dove tu devi essere intelligente. Devi capire quello che ti dice l'allenatore. Devi sapere, perché io mi ricorderò sempre, forse l'ho anche già detto, ma è una frase che mi piace troppo. Dopo la prima conferenza stampa, dopo la prima partita, la conferenza stampa dopo la prima partita del Cagliari di Zeman disse: il Cagliari oggi ha fatto 480 passaggi, come il Barcellona. C'è una piccola differenza, il Barcellona sa perché. Oggi un calciatore non deve solo sapere cosa fare, ma deve capire perché lo sta facendo, altrimenti non va da nessuna parte. Il percorso di costruzione di questo Cagliari passerà anche attraverso il lasciare andare quei calciatori che non capiscono perché l'allenatore gli sta chiedendo qualcosa. Secondo me è molto semplicemente questo. Ci sono squadre in cui ti puoi permettere di non capire quello che stai facendo, ma non mi sembra il gioco di Pisacane. Pisacane è un gioco propositivo, è un gioco per ragazzi intelligenti, è un allenatore per ragazzi intelligenti. E quindi io credo che a un certo punto ci sarà una linea di demarcazione fra chi ci arriva e chi non ci arriva. E ripeto, non parlo di potenziale tecnico puro, non parlo dei fondamentali, che già comunque sarebbero qualcosa, perché ragazzi, ieri a un certo punto c'è stata, dopo il 60esimo, ho visto una sagra di errori clamorosa, Caprile che fa passaggi che a 50 centimetri da un intercetto letale. Ed è molto interessante anche quando qualcuno si è chiesto, non sarà perché c'ha una figlia di 3 mesi? L'ho detto io, ieri. Ma perché da Ragazzi, non padre... sono esseri umani. Ricordiamoci che questi ragazzi non solo sono esseri umani, sono giovanissimi. Quando noi li vediamo, noi abbiamo questo privilegio di poter vedere questi ragazzi quando escono vestiti normali e sembrano i nostri figli. Ho incontrato Idrissi col cappuccio, con la fidanzata col cappuccio, ed è un adolescente. È un giocatore formidabile, è un ragazzo che mi piace da morire, è un adolescente. Ma sappiamo che cosa vivono dentro questi ragazzi? Cioè, abbiamo idea di cosa stiamo chiedendo loro? Dentro hanno le fiamme, cioè sono giovani, sotto pressione, ricchi, perché qualunque cifra prendono, anche la più bassa, sono ricchi, senza perdere quell'età. Più di noi poi, senza dubbio. Questo però sembra un paradosso, ma non è un vantaggio, perché anche quella è una risorsa da gestire. È una pressione da gestire. Essere privilegiati dal punto di vista economico è un pensiero da gestire. Andare in campo dopo che, quando hai 19 anni, 20 anni, la fidanzata, stai aspettando un bambino, c'è un figlio, ti è appena nato, ma devi anche vestirti bene, devi anche avere una bella macchina, devi anche avere una bella casa, devi anche stare a quello che ti dice l'allenatore, il direttore sportivo, il team manager, cioè il presidente che ti guarda. Non è facile. Non è facile. A questi ragazzi si chiede
si chiede tanto. Io non sono neanche di quelli che dice i calciatori guadagnano troppo, alcuni guadagnano troppo poco. Ve lo dico, alcuni guadagnano troppo poco. Perché una volta dissi a un calciatore, a un calciatore del Cagliari, potrei anche dirvi il nome, in realtà era De Sena, parlai di questo argomento e io ero uno di quelli convinti, però guadagnate troppo. Lui è stato, ha detto, mi ha risposto nella maniera più semplice ma efficace possibile. Vai in campo tu. Fallo tu. Fallo tu. Entra con cristi di 90 kg che ti vogliono fare male e gioca una partita. Siccome so di essere anni luce dalla possibilità di fare una roba del genere e farlo bene, è giusto che sia anche anni luce da quei guadagni. Nel senso, è il mercato, no? Lasciamo fare a questi ragazzi, a questo allenatore quello che sta facendo, perché lo stanno facendo bene, anche sbagliare lo stanno sbagliando bene. Sì, l'importante è che non sia diabolico, non per andare non possiamo neanche dire che sono diabolici, perché noi adesso abbiamo fatto tutte partite diverse. Le ultime 5 partite del Cagliari sono state in realtà tutte diverse. E non sappiamo, se io vi dico adesso, cosa ci dobbiamo aspettare dalla Juve? Voi non me lo sapete dire. Secondo me fa bene il Cagliari. Io sono ancora convinto di questo, che questo Cagliari in questo momento fa meglio con le grandi che con le piccole. Ma senza ombra di dubbio. Punti, però... I dati ci dicono questo, praticamente abbiamo vinto solo 2 scontri diretti. I dati ci dicono questo, abbiamo vinto solo 2 scontri diretti. C'è anche qualcosa di bello in questo, nel senso, io non so cosa aspettarmi dalla partita con la Juve. Io mi aspettavo di uscire da Torino sconfitto o al massimo con un pareggio. Allo stesso tempo mi aspettavo di un pareggio da Genova. Sì, va anche detta una cosa poi sugli scontri diretti, perché poi, come sempre, ci sono le due facce della medaglia. Questo è anche il primo che perde il Cagliari, scontro diretto vero. Sì, questo è anche puro e semplice. Assolutamente. Cioè, quindi si potrebbe anche rovesciare eventualmente la prospettiva. No? Sì, facendo forse anche il miglior primo tempo della stagione. Perché per me, io un Cagliari così vivo, così bello anche da vedere, come il primo tempo di ieri, me lo ricordo, non me lo ricordo, cioè nel senso è proprio una squadra imprevedibile, perché c'è l'imprevedibilità della giovinezza, l'imprevedibilità anche di una squadra che deve fare i conti con una rosa che si è accorciata tantissimo. Adesso, per esempio, quello che diceva Gianluca prima, è vero, sì, sembra che facciamo ruotare come una squadra di Champions per dare minuti a tutti. In realtà io non so quanta in questo momento, con tutti gli infortuni che abbiamo, quanta profondità ci sia o quanto invece Pisacane stia facendo di necessità virtù, perché Mazzitelli non ce li ha 90 minuti. L'hai preso adesso Mazzitelli, nel senso l'hai recuperato adesso Mazzitelli, non ce li ha 90 minuti. E meno male che comunque per quei minuti che ha riesce a dare anche della qualità, riesce anche a essere un po' rivedibile nei movimenti difensivi, questo un po' rivedibile, sì, però probabilmente anche perché gioca in una posizione che non è proprio la sua congeniale, perché lui è abituato a giocare al centro. Ma lì manca Deiola, ragazzi. Cioè, Deiola è anche il figlio di Deiola, aggiungerei. Manca Deiola, anche il cugino. Cioè, nel senso che mi sa che sul mercato Deiola. Io andrei alla ricerca del figlio di Deiola, il fratellino di Deiola, insomma, chiamatelo come volete, però insomma. Sicuramente c'è, esiste da qualche parte, magari ce l'abbiamo già. Però anche lì mi trovo d'accordo con Zizzo.
noi dobbiamo avere un esterno di attacco vero, di gamba. A un certo punto mi sono chiesto, perché non scambiamo Zito con Palestra e mettiamo uno davanti l'altro dietro? Perché a me, quando Zito è stato impiegato, più indietro, non mi ricordo in quale partita, A Napoli, a Napoli, in Coppa Italia, se non mi Coppa sbaglio, Italia, sì. ha fatto bene. È stata la partita in cui ha giocato meglio. Quindi Lontano dalla porta. io ragazzi vi dovrò lasciare presto, cioè ora, perché ho una Molto riunione, bene. e con grande ansia aspetto la partita con la Juve, intanto perché è contro la Juve, che ricordiamoci che una vittoria contro la Juve è sempre una svolta per la stagione, nel senso è una di quelle partite che se la vinci, anche se poi finisci il campionato con 35 punti, dici, beh, abbiamo vinto contro la Juve. È sempre importante, il Davide contro Golia è sempre importante anche per il pubblico, dico, no? Quindi mi auguro di poter vedere una Domus piena, carica, che non si faccia influenzare, tra virgolette, negativamente da questo risultato di Genova, che non è, ripeto, secondo me un risultato indicativo. Cioè, se noi rigiochiamo 10 partite di ieri, noi almeno 8 le pareggiamo e 2 le vinciamo. Sì. Ne sono sicuro, perché c'è l'errore, c'è la deviazione, c'è la disattenzione, c'è il tiro che sbagliamo sotto porta, c'è la traversa, c'è la parata. Ricordiamoci, bastano 20 centimetri più a sinistra la punizione di Esposito, Leari non ci arriva. Cioè, nel senso, siamo davvero in questo caso negli episodi che hanno favorito comunque la squadra che ha voluto vincere con più forza, senza ombra di dubbio. Vi saluto, ragazzi. Diavolo, grazie, come sempre un piacere averti con noi, ci vediamo settimana prossima. A settimana prossima. Un abbraccio. Ciao Ale. Ciao. Ciao Ale. Eccoci qua. Allora, aspetta che togliamo. Hai già tolto tu, perfetto, alla grande. Mitico. Alla grande. Giusto un appuntino, ma lo dico perché realmente io non, con tutto il rispetto, siamo proprio ridotti male se dipendiamo da Deiola. Ma ragazzi, io non dico, ma avete visto comunque l'evoluzione che ha Deiola? Perché puntiamo ancora il dito su una situazione che non c'è? Perché comunque anni si è parlato del discorso di Deiola, ma la grinta che mette Deiola, la determinatezza che mette Deiola, alcuni giocatori non ce l'hanno. E in questa bagarre della lotta a salvezza, perché io comunque ripeto, bello sì, ok, bel gioco, Bello bagarre, però ci vogliono mi è anche... piaciuta. Ti è piaciuta? Bagarre, Perché è una bagarre, bello. assolutamente. Certo. È il discorso che ci Se lo vuole dicessi più anche comunque... con la R Moscia sarebbe perfetto. vabbè, va ma detto. non c'ho la Questo R va Moscia. detto. Questo Vabbè. va detto. Ha ragione, direttore. Ha ragione. Dicevo, ci vogliono 11 Deiola, ma come determinazione, come cattiveria agonistica, come grinta. Questo manca, perché, ripeto, nella partita di ieri, ma non è la prima volta che lo dico e purtroppo io queste cose a me non mi piacciono, vedo troppa leziosità. Ok, il Cagliari io lo vorrei anche un po' più brutto, sporco e cattivo, ripeto, agonisticamente. Questo è quello che a me piacerebbe, al di là del discorso difensivo che l'hanno detto tutti, ma è normale che il discorso difensivo, non pensiate che Pisacane non ci stia pensando al discorso difensivo, essendo stato poi lui un difensore. È ovvio, però devi anche andare a sfruttare, essere cinico, manca completamente. La partita di ieri è stata, ripeto, il risultato è una cosa, la partita in campo un'altra, poi è ovvio che se scompari e non te lo puoi permettere di scomparire, quasi demoralizzato, e non te lo puoi permettere.
Perché anche sul 2-0 tu hai dimostrato, il Cagliari l'ha dimostrato a Verona e a Cremona, che comunque 2-0 sotto puoi comunque riprenderla, ma ci devi credere. E chi ci crede? Chi va in campo. E io da alcuni giocatori non vedo questa convinzione. E non va bene. Perché Gaetano, un esempio, io mi aspetto assolutamente positività. Mi aspetto che un giocatore come lui, anche se parte dalla panchina, faccia la differenza. E non la fa. Non la fa. Non esiste non avere questa discontinuità. Non esiste. Per un giocatore come lui, perché allora il mio problema, probabilmente io ho troppe aspettative per un giocatore come Gaetano. Vi dico una cosa. Cremonese Cagliari, Gaetano ha giocato a Cremona, poi Serie B è vero, ok, un altro campionato, ma il collega di Cremona mi ha detto comunque Gaetano irriconoscibile. Sì, l'ho sentito anch'io in tribuna stampa. Cioè per loro L'ho sentito anch'io su Gaetano questo. non toccarlo, ma effettivamente, in effetti, quindi comunque è un discorso dove se certi giocatori, che ripeto, esterno offensivo in grado di saltare l'uomo, perché non c'è nessuno che salta l'uomo. E quando salti l'uomo sbaglia tu per tu. E quindi non sei cinico. È un problema. Leggevo prima un commento, diversi commenti sul fatto che il Cagliari prenda troppi gol, che è vero in sé, nel senso che quello che dicevo prima, cioè è chiaro che in questo momento avevo il dato, che adesso ho perso ovviamente, perché sono un genio. Comunque tipo la terza peggior difesa dopo i 3 gol di ieri in Serie A. Aspettate, vediamo se riesco a recuperarlo dal sito della Lega, eccolo qua. Peggio del Cagliari hanno fatto Fiorentina, Verona, Udinese e Torino. Fiorentina e Verona 31 gol, Udinese e Torino 32 subiti. Il Cagliari di Rastelli, il Cagliari di Rastelli 2016-2017 aveva 44 gol subiti dopo 20 partite. Fammi riguardare che non voglio dire una fesseria, ma eccolo qua. Aspetta che lo metto anche in grafica. Eccolo qua. Beh, ce la facciamo. Ecco. Dopo 20 partite era decimo però, con 26 punti. Differenza reti pessima, se andiamo a vedere, va praticamente delle squadre di media classifica era la squadra con la peggiore differenza reti, poi aveva segnato 31 gol, quindi 10 gol in più, rispetto a quelli che ha segnato questo Cagliari, che ha subito 14 gol in meno, ma ne ha segnato anche 10 in meno. La differenza sta tutta qua, nei risultati. Quella squadra aveva il doppio delle vittorie di questo Cagliari, aveva una sconfitta in più rispetto al Cagliari di Pisacca, ne aveva solo 2 pareggi a fronte di 7 pareggi come ora. E quindi il discorso è quello, non è tanto che subisci troppo, è che segni poco. Perché se tu segni tanto puoi anche subire molto, ma alla fine comunque hai più possibilità di indirizzare le partite dalla tua parte. Detto che poi quel Cagliari prendeva imbarcate, che questo Cagliari non prende, insomma, chiaramente è diversa la situazione, quindi è difficile anche fare paragoni precisi e specifici. Però il senso del ragionamento è quello, è che questo Cagliari, e come diceva anche giustamente Diablo, ma lo dicevo anche io ieri sera, quello che manca è la capacità della lettura piena della partita e dei momenti. È vero che sono giocatori assolutamente, cioè l'età media è molto più giovane, che manca il bomber, perché a questa squadra manca il bomber, e comunque all'epoca avevi Borriello, avevi giocatori, avevi Sau, avevi João Pedro, avevi Farias, insomma avevi un attacco che non è paragonabile probabilmente a quello che hai quest'anno, però questa squadra non segna quanto segnava quella, e quindi non possiamo pensare che il livello di quella Serie A fosse più basso di quello di quest'anno, anzi, perché all'epoca la Serie A era ancora più
ancora più forte. Questo commento è assolutamente centrato, Sì. perché è così, ma lo ha ammesso lo stesso Pisacca neanche a Cremona nel post partita. Ma è chiaro che se tu prendi gol dopo, a meno che non abbia preparato la partita per prendere gol nei primi 10 minuti, e dubito, fortemente, direi. Allora, tanto partiamo da 1-0, quindi prendo il primo gol, poi ci abbiamo uno in questa maniera. Non penso che quello sia un ragionamento, non penso che quello sia il ragionamento. E per cui, insomma, io spero che appunto qualcosa della partita di ieri possa restare nella testa anche dei giocatori e dello staff, per capire che, insomma, serve maggiore capacità di lettura, ma serve anche, cioè la capacità di lettura sta anche nelle scelte del singolo quando c'è l'occasione, no? Cioè anche ieri, per dire, a un certo punto Esposito ha fatto questa specie di passaggio di esterno, no? Da sinistra verso destra nel primo tempo, che sono delle giocate bellissime, delle giocate perfette tecnicamente, che piacciono un sacco, però poi alla fine, se sono fini a se stesse, infastidiscono. Non servono, esatto. No, non solo non servono, danno fastidio proprio. Sì. Cioè, capito? Cioè, la famosa leziosità, proprio quello. E quindi un po' così. Sul mercato vi daremo insomma aggiornamenti appena ne avremo. Io credo che la partita di ieri insomma, darà una scossa al mercato, spero soprattutto che dia una scossa al mercato in entrata. E ripeto, non mi stupirei soprattutto se cambiassero ancora una volta le strategie e le priorità. Quindi, vedremo, vi racconteremo tutto. Assolutamente. 11:10, direi che possiamo chiudere. È ancora lunga la calcolare giornata. Fanta 130, mi metto a calcolare la giornata. Ecco, apro e chiudo, giusto una piccola parentesi. Domani, dopodomani ci sarà finalmente le 4 gare del recupero della 16ª giornata, così ci rimettiamo in pari anche con la Coppa Tramazza, ok? Quindi non ci sarà più questo problema. Giusto, in tempo zero no, sono 3-4 giorni che l'Atalanta è su Raspadori, non è in tempo zero. Che poi magari anche da prima, perché poi non lo sappiamo da no, però per dire, cioè, non è in tempo zero, non è che stamattina si è svegliato d'amico e è andato con la valigetta a Madrid, Raspadori viene da noi. No, cioè c'era da diversi giorni, anche perché se non è voluto andare alla Roma è perché c'erano dietro altre squadre, quindi anche l'Atalanta, comunque io sono almeno 4-5 giorni che ho sentito che era su Raspadori, quindi okay, va bene? Però, non è nemmeno paragonabile la situazione, cioè, no, il discorso è sull'immediatezza, sul muoversi. No, sul muoversi, cioè su questa inerzia che in questo momento il Cagliari non ha. Ecco. Anzi, il contrario. Capito? Ok, perfetto. Bene, ragazzi, grazie ancora per averci seguito, grazie a chi ci seguirà anche in replica su Spotify e tutto. Tra l'altro siamo rimessi in pari con la puntata di settimana scorsa. Stiamo recuperando tutto. L'ho caricata. E io che devo caricare ancora il podcast del Genoa, l'ho caricato adesso. Grazie. Scusate, ma ieri ho avuto, insomma, purtroppo non ce l'ho fatta. Lo farò. Va bene. Buona giornata a tutti, ragazzi. Ci vediamo domani, ore 10, come sempre. Buongiorno 131. Per parlare di Sforzato. Ciao a tutti. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta.
131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.